Amici bellini, purtroppo dobbiamo parlarne, perché è chiaro che lo sapete già, no? La situazione di Buongiorno, però ci stanno arrivando nuove notizie sui tempi di recupero, dobbiamo analizzare un po' le soluzioni possibili per ovviare a questa grande defezione, mentre ieri è successo, è stato, in inglese si dice statement dell'Inter. Cominciamo. Allora, noi diamo il benvenuto a Carlo Vitiello e a tutti i nuovi iscritti, siete parecchi, stiamo cavalcando molto bene verso i 24.800, guardate come siamo vicini ai 25.000, proprio tu che sei capitato su questo video, per sapere qualcosa su Buongiorno iscriviti al canale con fiducia, noi non urliamo, chiediamo semplicemente un like per andare avanti e il Napoli deve guardare avanti alla soluzione per risolvere la situazione di Buongiorno, perché signori, parliamo del pilastro, parliamo di quello che ci ha dato sicurezza e parliamo di quello che sconfitto col Verona, non c'era Buongiorno, arriva Buongiorno, si solidifica un po' tutto e nonostante qualche sbavatura, io feci anche questa considerazione su Buongiorno, è un atleta fortunato, cioè nel senso che alle volte capita che fai la pellicchia e non la paghi, invece altri fanno la pellicchia e viene sottolineata magari da un gol subito, ed è così che alle volte va il calcio. Prima di affrontare la situazione di Buongiorno volevo velocemente fare un recap della Serie A, perché non c'è qua, si risolve, a tutto c'è rimedio, diceva Edoardo. In quale commedia? Me lo dite voi nei commenti. E voi nei commenti dovete dirmi un'altra cosa, ma dopo ve la chiedo. Allora, si comincia con Empoli-Torino, l'Empoli sempre grande difesa, subisce pochi gol, però c'è Adams, ha fatto un gol pazzesco da centrocampo, se non l'avete visto vale la pena di andare a vederlo, palla non solo morbida ma palla che gira di esterno, veramente bellissima. E poi c'è la partita delle polemiche della settimana, perché l'Atalanta vince di cortomuso come ultimamente sta anche facendo, anche con un po'... soffrendo, con un po' di fortuna, però poi la riescono a svangare. E in questo caso la situazione controversa, secondo me ci dobbiamo spostare un attimo. E se ci spostiamo qua, una cosa un po' creativa, ci devo schiaffare la foto perché altrimenti va a finire che bloccano tutto. Ma possiamo ascoltare 50 secondi di Open VAR dove descrivono la situazione del fallo di mano di Kossonoglu. Ascoltiamo. Vediamo un possibile fallo di mano. Check. La prende con un braccio. Ma per me Allora, esatto. Prendo con un braccio. Perché questo prima prende e poi nella abbastanza buono. E poi nella caduta va a chiudersi, ma è assolutamente non punibile. Non punibile. E anche la stretta. esaminiamolo bene. Mi hai parlato? Questo qui? Sì, è in chiusura del braccio. Sì. La chiusura del braccio, però tiene alto così. Ti aspetto, Daniele. Si dà ancora la gelina. Sì, Allora, però per me non è punibile. analizziamolo bene. Per me non è punibile perché comunque lui... Però C'è un però. c'è completato, puoi riprendere il Completato. Va bene così. Guardate come cacchio sta alto sto fallo. Sto braccio. Signori, è abbastanza... Non lo so se è naturale o innaturale quando si va in scivolata, però poi è anche naturale coprirsi il volto come fa Lobotka e il dio del calcio ci ripropone, non dobbiamo mai scavare nella memoria, qualcuno lo sta facendo, lo hanno fatto gli interisti per parlare anche del rigore dato a loro che poi gli sblocca la partita, è proprio il fallo di mano, prima che avvenisse poi quella situazione di Lautaro, gioco pericoloso, è proprio fallo di mano, volante scomposto, eccetera, eccetera. Allora che si fa? Li diamo o non li diamo? Mangi una brioche congelato, una granita di caffè con panna e brioche, uno spritz, bevi uno spritz, fai qualcosa del genere e discuti. E ogni volta è diverso. Quindi l'Atalanta la svanga, vince mi pare la 10ª partita consecutiva e si impone prima in classifica. Secondo in classifica il Napoli che riesce a ribaltare la situazione di Udine. E poi noi eravamo in live, poi ce ne siamo andati un poco prima dei tutti i fattacci
tra Juve e Venezia, perché la Juve va in vantaggio, poi ne subisce un paio e poi nel finalissimo succede il marasma, anche lì il rigore, si vuole discutere, non si vuole discutere, ma tant'è, Vlahovic lo segna, ma il pareggio viene accolto come un'ennesima sconfitta da parte dei tifosi dello Stadium, che se la prendono con Vlahovic direttamente. Ci sono degli scambi molto forti di accuse, di offese, di minacce, di risposte tra Vlahovic e la sua tifoseria, il che ci consegna un ambiente molto nervoso, e un ambiente anche molto ballerino, nel senso che erano tutti contenti dopo la vittoria col Manchester City, che andava pesata, ma se tu poi fai col Manchester City il grande risultato e il Manchester City resta nel dramma, perché non so se avete visto il derby di Manchester, è successo l'impossibile anche lì negli ultimi minuti. Insomma, Guardiola non riesce a vincere più neanche per sbaglio, e neanche Motta. Quindi, con mia grande sorpresa, perché io mi aspettavo le difficoltà della Roma dopo aver visto l'inizio, mi aspettavo le difficoltà del Milan dopo aver capito che l'ambiente non aveva accettato Fonseca più di tanto, resto sorpreso delle difficoltà che sta trovando Motta. Le attenuanti ci sono, perdere Bremer per tutta la stagione non è poco, e adesso lo scopriremo noi se riusciamo ad ovviare alla perdita di Buongiorno, però non dovrebbe essere una cosa di 3 mesi, di 3-4 mesi, perché qualcuno ha parlato anche di cosa grave. Adesso arriviamo anche ai tempi, anzi ve lo dico subito, 30-40 giorni è più plausibile di 2 mesi, però non credo che nemmeno si debba rischiare. Il Monza sicuramente è una squadra che potrebbe rischiare, che in questo momento si sta delineando piano piano anche la situazione delle squadre che rischiano di retrocedere. Il Monza sta avendo parecchie difficoltà. Lecce con Giampaolo sta avendo una nuova linfa, nonostante l'autogol di Dorgu, e sappiamo che il Napoli è molto interessato a Dorgu e non c'è dubbio, ma non penso si possa fare, visto che è un'operazione difficile, giocatori molto giovani chiedono molti soldi, non penso che è una cosa che si può fare a gennaio, perché tu dici mi prendo Dorgu, sposto Olivera, ed è un discorso che si sta facendo anche per le liste di Mario Rui, adesso ci arriviamo. E insomma, questa è stata una di quelle partite che comincia a scompaginare quell'equilibrio che ci sta là davanti, perché a questa poi è seguita la sconfitta della Lazio, quindi le due squadre che con più sorpresa, diciamo, stavano lì davanti ad insidiare le solite note, sono finalmente cadute. Cortomuso cade la Fiorentina, di valanga cade la Lazio, e purtroppo viene da pensare, dice, la Lazio è forte, sì è forte, se la sono giocata bene, ma si poteva affrontare la Lazio senza, si poteva fare, vabbè, senza guardare indietro. Quello che è fatto, guardiamo avanti. Sorprendente la vittoria del Verona contro il Parma che si piglia sempre i complimenti e non sempre si prende i punti. E poi qui il rivendicare mio di una squadra che sarà per forza di cose discontinua fino a fine stagione, che cade sotto i colpi del Como. Il Como allo stadio, sempre grandi attori presenti, insomma una realtà con i soldi, non è una favola il Como, è una realtà che ha i soldi, che li hanno spesi col gioco, hanno speso anche con le idee, e stanno raccogliendo i frutti. Questa ci interessa moltissimo, perché il Genoa continua a non perdere e non ha messo dentro Balotelli. Io ho scritto su X, dice metti Balotelli dentro, la vinci con Balotelli, che ha più che far perdere il Milan. Io avrei voluto Balotelli segnare, perché altrimenti già lo so, no? Arriva il Genoa e il Napoli, Balotelli non ha mai segnato finora. La storia cosa vuole? Vuole che improvvisamente ti manca Buongiorno, chissà chi se lo deve marcare, Balotelli viene messo all'ultimo minuto e lo doveva fare contro il Milan, anche perché avevano avuto una punizione importante dal limite negli ultimi minuti, e invece non l'ha messo Vieira aspetta di metterlo contro di noi. Stiamo in campana perché il Genoa è tosto, e Fonseca tra scelte, Teo escluso, fa giocare i giovani, presi un pochino dal Milan futuro, la festa, un po' di contestazione anche da parte dei tifosi, situazione calda in casa Milan, è situazione caldissima, ma
in positivo per l'Inter, perché dilagano dopo la situazione che vi ho detto del rigore, ma la Lazio proprio prende, è una brutta scoppola questa, non è una sconfitta, ci può stare, sai, tu dici la sconfitta contro l'Inter, sono i campioni in carica, hanno una squadra forte, può capitare, tu stai venendo da tante vittorie, tante bei risultati, però 0-6 è pesante e potrebbe dare delle preoccupazioni anche mentali. Provedel prende gol quasi sempre, 23 gol subiti da parte della Lazio non sono pochi secondo me in 16 partite. Il Napoli si ritrova di nuovo con la migliore difesa insieme alla Fiorentina con 11 gol subiti. La Juventus ne ha subiti 12, la Juventus non perde, però continua a subire qualche gol di troppo. L'Inter fa 40 gol, l'Atalanta fa 39 gol rispetto al Napoli che ne fa qualcuno di meno, ne fa 24. Come il Milan, anche il Milan fa 24 gol, ma ce lo ritroviamo sotto al Bologna e questa è una cosa clamorosa. Ovviamente dobbiamo sempre tenere gli asterischi perché Milan-Bologna, l'Inter e la Fiorentina devono recuperare delle partite, quindi l'Inter potenzialmente potrebbe stare appianato con l'Atalanta per una testa della classifica completamente nerazzurra e con l'azzurro del Napoli a seguire. Nei bassifondi, perché vediamo il Cagliari a 14, però il terzultimo posto c'è il Cagliari, il Verona, guardate in quanti pochi punti, il Como a 15, anche il Parma sta a 15, il Lecce a 16, il Genoa, la Roma sta a 16. La Roma deve stare attenta. La Roma deve stare attenta, la discontinuità secondo me porterà a fare qualche punto in più di queste squadre che stanno sotto, tra Cagliari, Monza, il Venezia sì ha fatto una bella partita con la Juve, però non lo so, Quindi possiamo affermare che la Roma non andrà in Champions, questo si può dire tranquillamente. E alla prossima abbiamo un po' di accoppiamenti interessanti, perché il Milan va a Verona, Torino-Bologna può stabilire se il Torino vuole avere delle velleità di alta classifica oppure no, e Napoli va a Genova, campo difficile, campo complicato sempre. Lecce-Lazio, credetemi, dopo una batosta del genere la Lazio non può prenderne altri 6 sicuramente, però potrebbe accusare un pochino, quindi io propendo per un pareggio, non credo che poi possano vincere per la grande, propendo per un pareggio come idea. Roma-Parma diventa uno scontro per la salvezza, come Venezia-Cagliari, molto interessante. Atalanta-Empoli, vedete che possono ancora dilagare. Monza-Juventus, qua se non ne approfitta neanche qua la Juventus, salutiamo anche lei per la Champions, onestamente dobbiamo accettarle la matematica. Trentino Udinese e l'Inter col Como, Si arrivano le partite dove tu con le piccole non puoi mai steccare. E con quale formazione il Napoli affronterà? Il Genoa, visto che dobbiamo rinunciare ad Alessandro Buongiorno. Allora, ho sentito di alcune soluzioni fantasiose. Dobbiamo accettare, piaccia o meno, che la soluzione primaria, più logica, più scontata e più immediata è questa qua. Lo so che non la volete sentire, mi rendo conto, e neanche io. Voglio Juan Jesus in campo. Oddio, tra Juan Jesus e Rafa Marin mi tengo il dubbio perché non lo so se voglio avere più esperienza o più freschezza, perché sicuramente Rafa Marin avrà più freschezza, no? La gioventù, eccetera, eccetera. La gioventù però si porta anche possibili distrazioni o possibili interventi magari senza ragionarci un po' su. E forse un problema anche di impostazione dal basso che Juan Jesus è più abituato a fare rispetto a un Rafa Marin che viene dall'Alaves. Quindi, dato che nessuno a Napoli vuole vedere Juan Jesus titolare, arrivano altre soluzioni e altre ipotesi che sono presto dette. Allora, prima di tutto una è quella di Rafa Marin. Rafa Marin con l'Alaves ha giocato a sinistra, con Rachmani credo che Rachmani vada lì e Rafa Marin a destra, cambia poco e non cambia nient'altro nella situazione. Ricordiamo che Mazzocchi ci dice Fantacalcio problema alla caviglia, Mazzocchi è un problema muscolare.
mentre Foloruscio ci hanno detto problema alla caviglia. Dobbiamo tenere presente anche quelli che sono i panchinari, perché si sta accorciando tremendamente la squadra. Ecco perché qualcuno diceva pure reintegrare Mario Rui, però reintegrare Mario Rui significa farne fuori un altro, e non puoi fare dentro e fuori a seconda degli infortuni. Diventa una cosa definitiva che puoi fare se per esempio avessi un infortunio importante fino alla fine della stagione. Allora tu rifai le liste che si possono rifare a gennaio perché c'è il mercato, e quella è un'altra delle soluzioni. Ma andiamo con calma, perché un'altra soluzione, se non ci fidiamo di Juan Jesus, se Conte non si fida di Rafa Marin, l'altra soluzione è la soluzione Bielsa, ovvero Olivera difensore centrale di sinistra, cosa che lui fa in nazionale, cosa che può fare tranquillamente. Un peccato perdere quello che sta facendo Olivera in mezzo al campo da terzino sinistro, però lo puoi fare. Questo lo puoi fare però solo se Spinazzola è in gran forma e può farsi tutta la partita. E qui cambia poco, sostituisci Buongiorno con Spinazzola e posti Olivera al centro, perché potrebbe ovviamente ha più fisicità di Spinazzola, più attitudine difensiva. Questa è un'altra soluzione. Poi ho sentito soluzioni molto fantasiose di McTominay qua, anche se eviterei di fare queste cose onestamente. L'altra soluzione, se non convince questa, è un ritorno alla difesa a 3, spostandoti così in modo che Olivera lo utilizzi come braccetto, potrebbe essere più a suo agio, e ritorni con Di Lorenzo qua. Il problema è che fai questo, alla fine sempre Spinazzola devi mettere, puoi utilizzare Politano perché Mazzocchi dobbiamo aspettare il recupero, e alla fine non cambia molto, ti ritrovi semplicemente un Politano di nuovo più basso, un Neres magari più vicino a Lukaku con meno compiti difensivi. Potrebbe essere una soluzione, ma tutto dipende sempre da Spinazzola e dal suo stato di forma. Un altro che può fare questo lavoro è Zerbin, che sta qui e che può fare tranquillamente questo lavoro sia a destra che a sinistra, meglio rispetto a fare il terzino puro. Ecco, se noi passiamo a 3 è magari per fare a Zerbin tutta la fascia. Zerbin, protagonista di moltissime voci di mercato. Riapro la finestra del mercato per ricordare un po' a tutti, la community lo sa, lo ripeto per magari i nuovi, attenzione alle liste, perché Zerbin non occupa posti, quindi non puoi fare esce Zerbin e compro un altro. Dovresti comprare un altro che non occupa posti, ovvero o Vivaio Napoli oppure un Under 21. Faccio un esempio veloce, è quello per esempio un Wanderson, se è ancora, penso che dovrebbe esserlo ancora Under 21, lo potresti comprare senza occupare posti, un po' come il Napoli fa con Rafa Marin, come ha fatto con Nathan e come fece con Kvara. Ogni anno il Napoli fa una scommessina su un under che non ti occupa un posto in lista e che potrebbe esplodere. Kvara è esploso, Nathan sta esplodendo in Spagna e Rafa Marin siamo in attesa. Queste sono le soluzioni interne. Ovviamente anche Di Lorenzo si può adattare a fare il centrale se recupera Mazzocchi, insomma le soluzioni sono abbastanza banali. Dopodiché ci sono le soluzioni che vengono dal mercato. Mentre Modugno ci dice potrebbe toccare a Juan Jesus, ecco, la domanda che vi volevo fare era questa e mi potete rispondere nei commenti. C'è stata una partita dove Buongiorno a un certo punto ci siamo tutti spaventati perché Buongiorno era caduto male, si è toccato non so dove e tutti quanti si sono toccati sappiamo dove, proprio per scongiurare qualsiasi tipo di infortunio. In quell'occasione Conte fece scaldare subito Juan Jesus. Ora un discorso è la partita, durante la partita si scalda subito Juan Jesus perché magari là vuoi l'esperienza, a freddo preferisci quello più esperto rispetto a Rafa Marin. Magari se invece hai il tempo di organizzartela la partita puoi studiartela anche con Rafa Marin e quindi potresti anche pensare che Rafa Marin è più pronto di Juan Jesus. Lo scopriremo molto presto, anche perché il discorso sul mercato si può fare da gennaio in poi. Il Napoli è pronto già per accelerare e comprare un giocatore subito pronto e metterlo dentro il 1° gennaio? Bella domanda, non si sa, ma intanto i nomi sono quelli che sappiamo. Oltre a questo si parla di Frendrup, ma quello è roba di centrocampo. Ecco, come vi dicevo, Zerbin, Lecce, Empoli e Venezia. Con Lecce fai lo scambio con Dorgo e stiamo tutto a posto, perché Dorgo è under, quindi ci troviamo benissimo. Con l'Empoli invece potrebbe interessare Fazzini, vediamo un po', oppure ovviamente Ismaili, perché quello potrebbe essere uno dei nomi
che Napoli già seguiva e potrebbe voler accelerare. Vuole l'Empoli togliersi un punto cardine durante il campionato? Non lo so, ma Ismaili, se non sbaglio, è in scadenza di contratto e quindi se gli offri qualcosina l'Empoli potrebbe monetizzare. Viceversa, se attende giugno lo perde assolutamente a zero, quindi là potrebbe giocarci il Napoli. La Gazzetta dice da escludere il cambio modulo, ma tanto veramente cambia pochissimo, traslano tutti ma cambiano poco. Si riparla di Luis Felipe, si riparla di Danilo al centro di varie situazioni perché poi è capitano e ci deve mettere la faccia con la Juventus, però lui ha proprio detto il capitano non molla durante il percorso, quindi ha escluso che possa cambiare aria a gennaio, però si deve capire la Juventus che cosa vuole fare perché gli servono difensori. L'idea scambio Danilo-Raspadori non ha tanto senso. A Juve servono anche attaccanti, ma gli servono difensori dopo gli infortuni di Bremer e Cabral. Non penso che possano togliere Danilo da mezzo. Ragioniamo sul mercato. E poi si dice molto complessa la pista Kivior dell'Arsenal, che è una pista interessante ovviamente. Dice che lui vorrebbe giocare di più, ma Arteta ha rifiutato. Non ho citato Biol, che potrebbe essere, dice Marino, ha detto il Napoli veramente interessato su Biol, che potrebbe essere. Poi ci sono quelli un po' meno potrebbe essere, tipo Skriniar. Conte potrebbe dire sì, me la portavo per forza, se no non andiamo in Champions. A Conte tutte le donne, a It De Laurentiis, davanti al re, tutte le donne, Skriniar così, le altre sono fantasiose, Koulibaly che piglia 30 milioni all'anno là in Arabia, sta bene dove sta, non credo che molli. Kim che è titolare nel Bayern, non facciamo cose così, andiamo avanti. Insomma ci dicono Domenico Falco, responsabile del reparto di ortopedia dove Buongiorno è stato visitato, si dice certo che il difensore azzurro potrà tornare in campo nel giro di 4 settimane. Signori, è presto detto. Buongiorno salta il Genoa e siamo sicuri, salta il Venezia e secondo me siamo sicurissimi, e salta anche la Fiorentina il 4 gennaio. Secondo me salta pure il Verona, e per l'Atalanta, se veramente non hai dolore, se non c'è nessun rischio, potresti forzare, perché oggi è 17 dicembre, è un martedì pazzesco, quindi sarebbero passati esattamente poco più di un mese. Quindi con l'Atalanta, se vuoi proprio forzare, ed è andato tutto bene, più plausibilmente secondo me si torna con la Juventus, quindi un mese e qualcosa. E quindi si tratta di resistere un mese. Il Napoli che fa? Va a forzare il mercato per avere un giocatore che poi potrebbe. Voglio darvi questa speranza questa volta, perché a prescindere dall'infortunio di Buongiorno tu qualche cosa sul mercato la dovevi fare. Non sappiamo se Juan Jesus ha già un'altra destinazione, ma dovresti come minimo sostituire Juan Jesus con uno più pronto di cui ti fidi di più e ragionare su Rafa Marin, perché Rafa Marin, se non ha convinto proprio, occupa solamente un posto fisico, non occupa uno slot, ma occupa un posto fisico che potrebbe essere sostituito da un altro under, ricordiamoci sempre, perché il discorso di Mario Rui, se inserisci lui devi togliere un altro, e quello che in questo momento puoi togliere è chi è? Spinazzola, perché Zervino non occupa posto. Di conseguenza, se serve un video per le liste, fatemi sapere. Questo è quanto, non lo so se è venuto un po' lungo, magari non fa niente, ce lo teniamo lungo come sta succedendo l'impossibile qua. Seguitemi su tutti i mini social, da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Resistete, diceva quello là, perché poi tra VAR, non VAR, bar e cose varie che siamo alle solite, il Napoli deve fare il suo percorso e adesso noi dobbiamo confrontarci con questa difficoltà. Mo si vede se il Napoli può fare le cose come si deve oppure se va un pochino in difficoltà. Lasciare di una vita